Beh, intanto mi permetta di ringraziare tutti i collaboratori dell'ospedale Vittorio Veneto, un ospedale di eccellenza con personale che veramente dà il cuore per rispondere alle esigenze dei cittadini, nonostante le difficoltà. Beh, oggi avere la chirurgia maxilofaciale, avere una persona di altissima qualità come il dottor Rossi significa aumentare il livello veramente nel distretto testa-collo di professionalità. Abbiamo già il dottor Andy Bertolin, che è un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale. Avere anche il dottor Rossi significa completare e dire che il centro di Vittorio Veneto è un riferimento regionale per la testa-collo, quindi completo, e questo credo sia un onore per me, ma anche per tutta la cittadinanza di Vittorio Veneto. È chiaramente un servizio che aggiungiamo in più, quindi ci saranno, il dottore, come vi avrà già detto, ha già fatto 107 interventi, ha fatto circa 600 visite, quindi sicuramente sarà un lavoro sempre più importante. Comunque so che è nei tempi per le liste d'attesa e soprattutto andremo a rafforzare questo polo portando, sono già 2 medici, un terzo medico a tempo brevissimo, in modo tale che lui possa aumentare il numero di ambulatori. Assolutamente sì, questa è la lungimiranza della Regione Veneto nella pianificazione. La chirurgia maxilofaciale è passata allo IOV soprattutto di Castelfranco, che però non è un polo di rete, ma era uno SPOC per la chirurgia maxilofaciale, per cui ha pensato bene di mettere a Vittorio Veneto chirurgia maxilofaciale come secondo polo per l'US numero 2, e questo è fondamentale perché avremo modo di rispondere a tutte le esigenze della cittadinanza, cosa che se non avesse creato questo polo Vittorio Veneto noi avremmo avuto fughe di pazienti verso altre realtà. Beh sì, nel senso che comunque io sono arrivato che la chirurgia maxilofaciale qui non c'era mai stata, e per quanto ci fossero dei materiali e delle risorse che abbiamo potuto utilizzare in condivisione con l'Otorino, mi mancava tutto il materiale che è proprio di questa specialità, che appunto fa chirurgia ossea e chirurgia dentale e che necessita per poterlo fare di materiale appositamente studiato e dedicato. Quindi molti dispositivi che vengono utilizzati anche dai colleghi dell'odontoiatria, ma soprattutto materiale che è di esclusivo utilizzo della chirurgia maxilofaciale. Ci siamo un pochino, fortunatamente abbiamo avuto la disponibilità da parte della direzione e del coordinatore ad utilizzare uno spazio in condivisione per le visite ambulatoriali. Chiaramente la chirurgia ossea e dentale ambulatoriale non potevamo farla in quanto non avevamo a disposizione queste strutture, quindi sicuramente oggi questo potrà essere implementato. Allora, i ricoveri che sono stati fatti quest'anno sono stati fino ad oggi, dai primi di marzo, 107. Di questi sono stati eseguiti 106 interventi chirurgici. Di fatto il 99% di questi interventi sono stati gestiti in blocco operatorio, perché l'ambulatorio è così, sta funzionando da 2 settimane, quindi abbiamo appena iniziato. Ora fare un bilancio di quello che sarà a dicembre è un po' difficile, nel senso che comunque io prevedo che si faranno in queste settimane, sicuramente abbiamo iniziato a fare degli interventi chirurgici anche qui. Sono in corso di autorizzazione tutte quelle procedure che al momento gestiamo in sala operatoria, ma che vorremmo gestire qui dai primi dell'anno 21. Secondo me le liste d'attesa non avranno, anzi saranno sicuramente evase nei tempi richiesti. Addirittura mi permetto di dire che per quanto riguarda il bacino d'utenza del distretto di Pieve di Soligo, le prestazioni che sono state erogate quest'anno in priorità B, P e D sono state evase nel 100% dei casi entro i termini previsti. Beh, innanzitutto siamo soddisfatti e onorati che l'ospedale di Vittorio Veneto si arricchisca di questo ambulatorio maxilofaciale e che insomma rende l'ospedale ancora più importante da un punto di vista delle specialistiche e di alta qualità.
e nonostante, oltre a questo naturalmente c'è anche la questione da dire che l'ospedale di Vittorio Veneto rimarrà un ospedale generalista e quindi offrirà tutti i servizi di base per il territorio, e quindi c'è l'unione di ospedale di alta qualità però anche a disposizione ripeto, dei servizi di base. I prossimi passi sono innanzitutto quello di coordinarci con la direzione sanitaria, e su questo abbiamo intrapreso anche un percorso già di dialogo, è un dialogo anche positivo e costruttivo, capiscono l'esigenza del territorio e quindi noi supportiamo tutte le scelte, ripeto, che vanno a favore degli obiettivi che ci siamo prefissati, e secondo il mio punto di vista con un'attenta collaborazione. Assolutamente anche nel giro del prossimo anno ci saranno importanti novità anche per il nostro ospedale.